E noi siamo in stretto contatto con Enel Distribuzione, la quale purtroppo vale per Spinea come per gli altri comuni di tutta la provincia, se non regione e se non a livello anche nazionale, che è un problema legato alle infrastrutture. Chiamate continue e richieste d'aiuto in una provincia in cui si sfiorano i 40 gradi e la temperatura minima non arriva a meno di 25. Si susseguono a macchia di leopardo sempre più diffusa i blackout dovuti al sovraccarico della rete elettrica. È successo a Jesolo, dove sono rimasti coinvolti diversi hotel. È successo a Venezia, in cui il blackout ha riguardato anche l'ospedale civile. E poi Chioggia, Mestre, Mirano, San Donà di Piave, Portogruaro e Spinea. Disagi ovviamente alle persone più fragili, basti pensare ai blocchi in ascensore delle persone magari anche anziane, problemi alle attività commerciali e problemi anche che possono sembrare più semplici ma anche da un lato anche economicamente complicati, che sono quelli delle interruzioni continue degli elettrodomestici, che adesso con tutta questa tecnologia rischiano anche di avere ovviamente creare dei danni. Temperature massime molto alte, parliamo di oltre 35 gradi, temperature minime sempre molto elevate, ma al di sotto dei 27-28 gradi e assenza di precipitazioni per lunghi periodi non permettono ai componenti della rete elettrica, soprattutto ai componenti interrati, di smaltire correttamente il calore e quindi questo genera sostanzialmente dei disservizi. Quando si verifica uno di questi fenomeni, di rialimentare i clienti con delle operazioni da remoto con le nostre cabine secondarie telecontrollate. Interventi continui dei tecnici Enel sulle reti colpite più o meno pesantemente, attivato in anticipo il piano speciale di interventi e monitoraggio. Noi ci prepariamo specificamente sul piano estate per tenere sotto controllo il pieno funzionamento della rete, quindi la rete nella sua massima efficienza, facciamo un ciclo di ispezioni dedicato prima del periodo estivo, prevediamo l'allerta delle squadre operative, quindi con un rinforzo del nostro presidio di reperibilità H24, il rinforzo del personale anche delle nostre imprese appaltatrici e la predisposizione di una flotta anche di gruppi elettrogeni e power station che possiamo utilizzare per le situazioni più gravi. Il problema di fondo è la mancanza di investimenti in una infrastruttura. Il paradosso è che ci vengono chiesti degli interventi corretti, giusti, di ecosostenibilità, installazione di pannelli fotovoltaici, quella che è la transazione verso appunto l'elettrificazione, quindi abbandonare le fonti fossili, ma ci troviamo purtroppo con una infrastruttura debole che necessita di importanti investimenti.